nuovo tutorial, c'è Noah con noi. Siamo qui pronti al tutorial, Noah parte. Ciao ragazzi, bentrovati a un nuovo tutorial di surf skate. Oggi impariamo una manovra base ma molto importante che è l'off the lip in backside. L'off the lip in backside comunque è più difficile rispetto all'off the lip in frontside, perché abbiamo l'onda alle spalle, quindi non vediamo l'onda dove stiamo andando, dobbiamo intuirla e guardarla con la testa, mentre sull'onda di legno è più facile perché l'onda è sempre ferma ovviamente e nel momento in cui giriamo ci troviamo col frontside, cioè ci troviamo l'onda davanti, e nel momento in cui andiamo a girare ci troviamo quindi la visuale davanti della curva, mentre invece in un off the lip in frontside quando giriamo andiamo verso la schiena. Per questo è più facile fare un off the lip in frontside in acqua, mentre in questo caso qui sull'onda di legno è un pochino più facile farlo in backside, proprio perché vediamo dove stiamo andando e non ci dobbiamo preoccupare quando andiamo indietro di non vedere l'onda, perché l'onda è sempre ferma. Io ve lo mostrerò in goofy, mentre Noah ve lo mostrerà in regular. Oppala! Come abbiamo detto, faremo questo tutorial, poi proveremo lo Shibui, di cui sono diventato da poco team rider. Questo è il modello Swallowtail, sia perché vedete le rondini qui, sia perché ha la coda di rondine come le tavole fish. Quindi questo modello qui ha un attacco particolare studiato da Shibui, mentre poi nel tutorial vedremo anche degli off the lip fatti con lo Yo, perché Shibui collabora con Yo e realizza quindi gli attacchi sia con questo loro surf skate track sia con quello della Yo con cui appunto collabora, quindi li vedrete con tutte e due le tavole, con entrambe le tavole, mentre invece come abbiamo detto con Noah vedrete la stessa manovra l'off the lip backside in regular. Alla fine del video vi darò anche alcuni tip, alcuni consigli per poterlo fare meglio sia su una struttura quindi di legno, di plastica, di asfalto eccetera, retroresina in questo caso, sia in mare sulle onde. Vediamo come si fa. Ciao! Eccoci qua in cima all'onda, adesso riceverò il mio skateboard qui. Quindi partiamo con questo off the lip backside come abbiamo detto. Io sono goofy, per cui parto come se fosse un'onda a destra. Bottom turn. Fondamentalmente seguiamo un bottom turn, andiamo giù con la mano, quando poi torniamo su in manovra, la mano che è aperta verso il basso, così la sinistra che si perpendicolare al basso, e segue. Ci sono fondamentalmente due modi di fare l'off the lip in backside. Un modo, quello di alzare la tavola e girare, mentre l'altro modo è quello di slashare la tavola come ho fatto io in questo caso. Essendo l'onda ripida viene un pochino più istintivo più farla slashata, ma questo non nega che si possa fare anche alzando la tavola. Vediamo tutte e due le varianti. Quello in cui alziamo il nose che è più off the lip, mentre quello in cui slashiamo è più uno snap. Ball.
l'off the lip in backside. Ci lanciamo, bottom turn, giriamo. Allora abbiamo conosciuto anche Matilde, che vuole fare skateboard anche lei. Non è vero! Vorrei tanto, però ho paura di cadere. Ha paura, come te. Il pupo? Quando facciamo l'off the lip in backside, ma anche in frontside, può andare leggermente oltre con la coda, fare un po' di whip, bisogna andare con la coda oltre la traiettoria dell'off the lip per quindi riprenderlo e andare. E ora insieme a Noah vediamo, visto che lui è regular, la versione regular del backhand snap barra off the lip. Yeah! Volevo dare anche dei tip, quindi dei consigli su come fare un off the lip migliore. Allora, prima di tutto la mano destra, nel caso del regular la sinistra, va aperta e girata in questo modo. Il braccio sinistro deve stare qui, non deve stare qua, non deve stare così a T-Rex, quindi non deve stare neanche a elicottero, deve stare qua, non qua, in modo da avere una giusta apertura. Quando si sta per andare a fare la manovra, il braccio destro va perpendicolare. In questo caso il sinistro lo apriamo subito prima della manovra, perché è questo che poi va su in questo modo, per qua guardiamo giù e gira. Un tip importante, prima di fare la manovra guardiamo il più possibile a destra, alla nostra sinistra se siete regular ovviamente, verso l'apice dell'onda, verso il lip. Guardate oltre la spalla, vedete, io vedo lei qui, ehi! Quindi guardate oltre la spalla, ok? Andate su, aprite per arrivare in alto, quindi guardate giù, torsione del corpo, gambe seguono. Il peso è distribuito più indietro mentre stiamo spingendo, quindi è regolare, quindi nell'ultima parte va avanti e la sinistra scalcia, nel caso del regular ovviamente la destra. Scalcia e ci troviamo così e poi recuperiamo il peso. Altro tip, rotazione, prima il corpo e poi le gambe seguono. Differenza tra snap e off the lip quale può essere? Che l'off the lip vuol dire fuori dal lip dell'onda, l'off the lip è più radicale, più dritto. Uno snap è il movimento dell'off the lip fatto un pochino più dentro la parete, in una sezione un po' meno ripida, eccetera. Qui che non c'è un vero e proprio vert, si tratta più di uno snap in pratica, perché c'è bisogno di una parete ripida che qui non c'è per fare un vero e proprio off the lip. Però i movimenti che vi abbiamo mostrato sono quelli. Ora vedremo una piccola expression session con Shibui, questo skateboard di cui parlavo prima, questo surf skate del nuovo brand di cui sono Team Rider. Shibui è un brand inglese che si rifà nelle linee, nelle grafiche al Giappone, come vedete. Adesso qui sono sudato perché ho skatato, però il concetto è questo. Partiamo con questa expression session.